Antonello Paci, un collega che ha avuto la briga di approfondire il tema di questa nuova legge elettorale del Rosatellum, ecco, una legge che al momento è al centro di tutta l'informazione nazionale. Cosa c'è da dire in merito? Ma io cercherò di rendere dotti i cittadini e gli spettatori di come stanno approvando sta legge che sta passando alla Camera, per spiegare bene l'ingegneria e l'architettura della legge. Avremo una legge, il sistema italiano è un sistema parlamentare bicamerale, quindi che ha due camere, la Camera alta che è il Senato e la Camera bassa che è la Camera dei Deputati. Alla Camera dei Deputati vengono eletti 630 parlamentari. Per quanto concerne quindi questa legge, porta una novità: dal 48 a oggi per la prima volta c'è una legge elettorale omogenea, che vuol dire che sia alla Camera sia al Senato si voterà alla stessa stregua. Questa legge, voglio spiegare meglio, ha un sistema misto: il 64% è su base proporzionale e il 36% è su base uninominale o maggioritaria. Che vuol dire? Avremo la nostra Repubblica divisa, per quanto riguarda il proporzionale, in circa 100 collegi da circa 120.000 elettori, dove praticamente verranno eletti su dei listini bloccati all'interno di ogni partito massimo da 6 a 8 parlamentari, deputati alla Camera dei Deputati. Questa è la prima fase. Poi ci saranno, nella stessa scheda che si troverà il cittadino, si voterà pure con l'uninominale, quindi ci saranno le coalizioni, chi prende un voto in più vince. Sono 232 seggi, quindi i 64 più 36 arriviamo a 100. La stessa cosa avverrà al Senato, però c'è un però, perché per quanto riguarda la parte proporzionale sarà il governo a ridisegnare questi collegi, quindi ad occhio e croce, per rendere edotto il cittadino, Agrigento avrà circa 6 deputati e 3 senatori. Al Senato più o meno è alla stessa stregua, avremo 207 collegi plurinominali, dove alla stessa stregua della Camera saranno sempre sul listino bloccato con le quote 60% maschi e 40 donne, e 102 collegi uninominali. Poi abbiamo dei seggi per le minoranze, c'è il seggio in Valle d'Aosta, in Molise, e i seggi, che sono 12 alla Camera e 6 al Senato, i collegi esteri, che hanno approvato ora un altro emendamento che anche un italiano residente in Italia può candidarsi ed essere eletto, può avere quindi l'elettorato passivo nel resto del mondo. Qual è i dubbi che sorgono in base a questa legge che, ripetiamo, per la prima volta proporrebbe un sistema elettorale omogeneo uguale alla Camera e al Senato? Una delle problematiche è che non c'è più l'elezione diretta, che vuol dire se un qualsiasi elettore volesse votare e scrivere il cognome di Arturo Cantella non lo troverà mai. I nomi sono tutti prestampati sia nella parte proporzionale sia nella parte uninominale o maggioritaria. Questo che sta a significare? Che viene compresso l'esercizio e il diritto al voto del cittadino, che non può esprimere attraverso un voto la preferenza, e quindi è lui che elegge il proprio rappresentante, non si ritrova sic et simpliciter già dei nomi scritti. E poi la grossa punto di dubbio è che comunque la notte dopo il voto per le politiche non ci sarà un governo e un Parlamento che chiaramente dove sarà espressa una maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Quindi questo sta a significare che anche il prossimo governo quasi sicuramente sarà fatto in Parlamento con i soliti giochi di palazzo, di segreterie e accordi politici. Quindi questi sono i dubbi che molti cittadini oggi stanno notando nell'approvazione di questa legge, che è ancora alla Camera per la seconda volta dopo il 1953. Una legge elettorale viene approvata a fine legislatura col voto di fiducia, quindi si comprime anche la libertà da parte del parlamentare, come previsto dall'articolo 68.